Il governo deve inasprire le misure anticontagio da coronavirus. Il presidente Zaia chiede più restrizioni, soprattutto per quanto riguarda le passeggiate ai supermarket nelle gallerie commerciali. 11.000 tamponi al giorno sul fronte dei test per il coronavirus. La Regione intende quadruplicare i tamponi sulla popolazione in allestimento in nuovi ospedali dedicati ai pazienti Covid. L'ex magistrato Francesco Saverio Pavone si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Era affetto da gravi patologie polmonari ed era risultato positivo al test. Pioggia di controlli delle forze dell'ordine in tutto il territorio della città metropolitana di Venezia. Arrivano altre denunce per chi non rispetta i divieti. Il coronavirus blocca anche il Mose, annullata dal Consorzio Venezia Nuova la prova di sollevamento delle dighe prevista stamani alla bocca di porto di Malamocco. Per fronteggiare il rischio coronavirus, la mensa dei poveri Ca' Letizia di Mestre allestisce una tensostruttura esterna per accogliere gli ospiti dei pasti serviti dai volontari. I residenti del quartiere Cita a Marghera sono usciti dai loro balconi, giovani, anziani, italiani e stranieri uniti da un unico denominatore, la voglia di superare questa fase. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura l'aggiornamento sui casi di coronavirus, anche se siamo in attesa del secondo bollettino ufficiale della Regione del Veneto che, come ormai sapete, viene emesso solitamente verso le 7, le 8 di sera. I casi che sono stati registrati, certificati oggi questa mattina sono 2.473, più 227 casi rispetto all'ultimo bollettino ufficiale diramato nella serata di ieri, 69 morti complessivamente, 3 in più rispetto appunto a ieri. I ricoverati sono 498, 156 di questi in terapia intensiva, 130 i dimessi. Questi quindi i numeri, la triste contabilità alla quale ormai in qualche modo ci siamo abituati, anche se è difficile abituarsi. E invoca maggiori restrizioni il governatore del Veneto Luca Zaia, soprattutto per quanto concerne le passeggiate e l'apertura domenicale dei supermarket. Ma sentiamo Zaia nel consueto punto stampa. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto, non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a far 2 passi tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Queste le fotografie della domenica in Veneto, immagini di passeggiate collettive che male si conciliano con l'emergenza in corso. Anche per questo i toni usati dal governatore sono volutamente duri. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. Da qui la richiesta all'esecutivo Conte per un ulteriore giro di vite in tema di spostamenti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il principio è chiaro, così come le proposte sul tavolo. Nel mirino non solo le passeggiate ma anche i market nei centri commerciali. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate, cioè la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna.
Sempre sul fronte dei controlli sono state avviate le verifiche degli Spisal del Veneto, che dovranno vigilare sulla corretta applicazione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro raggiunto tra governo e parti sociali. Hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. Sempre il governatore Zaia ha annunciato la volontà di arrivare a 11.000 tamponi al giorno. Attualmente sono 3.000, una intensa quindi attività spetta ai sanitari, ma vediamo. La capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno, cioè moltiplichiamo di molto. L'obiettivo è ambizioso ma irrinunciabile, quello di quadruplicare i tamponi sulla popolazione dandosi precise priorità. Alle microbiologie del Veneto e ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi. Ai nuovi tamponi si aggiungono quelli portati avanti dal dottor Crisanti dell'Università di Padova in via sperimentale circa 10.000, ma la regola per il governatore è una sola. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Inevitabile guardare a quanto succede in Gran Bretagna, dove si sta portando avanti il principio contrario. Anche qui, Zaia è chiaro, il modello da seguire è Vo, dove i casi non crescono, non certo Londra. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. E non manca nemmeno un riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite, io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Sul fronte della sanificazione la Regione ha consigliato ai comuni di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade. La stessa Coldiretti ha dato la propria disponibilità per l'uso di trattori. Intanto si stanno allestendo gli ospedali di supporto previsti dal piano regionale straordinario. La tempistica è serrata. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Altro nodo riguarda le case di riposo, sempre più sotto stress. Anche in questo caso, come per gli ospedali, è partito l'appello al personale in pensione e al volontariato. Abbiamo chiesto anche al volontariato di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo. Ed è morto l'ex magistrato Francesco Saverio Pavone, giudice che ha inflitto un duro colpo alla mala del Brenta. L'ex magistrato procuratore di Belluno, da qualche tempo in pensione, Francesco Saverio Pavone, si è spento oggi nel reparto di terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo a Mestre, all'età di 76 anni. Era affetto da gravi patologie polmonari ed era risultato positivo al coronavirus, che ha aggravato le sue condizioni senza lasciargli scampo. Dopo 15 giorni di rianimazione non ce l'ha fatta. Pavone ha combattuto la mafia per decenni, era uno dei peggiori nemici di Felice Maniero, che per ucciderlo fece comprare un fucile di precisione senza riuscirci.
È stato lui a sconfiggere la Malla del Brenta con molti ostacoli, come raccontava qualche anno fa ai nostri microfoni. Un'epopea della procura veneziana, perché con il primo processo inizialmente e con il successivo dopo la fuga di Padova, con la collaborazione anche dei colleghi Foiadelli e Dalla Costa, abbiamo sostanzialmente smantellato tutta la banda della Riviera del Brenta capeggiata da Maniero. Si tratta sostanzialmente di circa 500 persone che furono arrestate e condannate, soprattutto per rapine e traffici di armi. La sua battaglia contro la mafia in Veneto lo portò a collaborare anche con il magistrato Giovanni Falcone, tanto che il giorno della strage di Capaci i due si sarebbero dovuti vedere per discutere di un'estradizione. Lo scorso 17 febbraio partecipò all'inaugurazione del centro di documentazione antimafia a Dolo. Di origine pugliese, Pavone era nato a Taranto nel 1944. Entrò nel sistema giudiziario come cancelliere prima di vincere il concorso in magistratura e poi assegnato alla pretura circondariale di Mestre nell'89. Nel 93 divenne giudice istruttore. E un ricordo commosso di Pavone arriva da una parente di una vittima della Mala del Brenta. Si tratta di Michela Pavesi, zia di Cristina, morta il 13 dicembre 1990 in un agguato ordito proprio dalla banda di Felice Maniero. Per me è veramente sconvolgente, è come se mancasse proprio una parte di me. Io ero legatissima al giudice Pavone, ero estremamente legata perché, a parte la sua professionalità, era veramente una persona di cuore, una persona che era molto vicina e che mi è stata molto vicina. Lui per primo è riuscito a capire che quello che sembrava una banda così di ragazzotti era invece un'organizzazione precisa ed era un'organizzazione di tipo mafioso. Com'era l'uomo Pavone, signora? Era una persona sensibile, estremamente spiritosa e quello che mi sconvolgeva una cosa di lui era che aveva una memoria formidabile. Mancherà tanto, mancherà tantissimo a me. E sempre sul fronte coronavirus è stato dimesso nel pomeriggio il bimbo di 2 anni, risultato positivo e per questo ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Nella famiglia del piccolo c'erano altri casi positivi, il contagio quindi probabilmente è avvenuto tra le mura domestiche. Il suo quadro clinico non è mai stato troppo preoccupante, giunto all'Angelo con una lieve febbre, è stato per l'appunto dimesso nel pomeriggio. Ed è stato un fine settimana di controlli in tutto il veneziano proprio per verificare gli spostamenti. Un tavolo posizionato a bordo strada con 6 persone che bevevano tranquillamente l'aperitivo, incuranti dei divieti in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. È quanto domenica intorno alle 19 si sono trovati davanti i carabinieri a Mussetta di San Donà di Piave, denunciando tutti. Ma non sono state le uniche del fine settimana. A Mira, ad esempio, presso un'attività di kebab, 3 stranieri, tra cui il titolare, sono stati denunciati perché assembrati proprio all'interno del locale. Il gestore, tra l'altro, era già stato segnalato nei giorni scorsi. Perciò adesso per l'attività commerciale è stata disposta una sospensione amministrativa. Sul litorale sono state denunciate alcune persone perché hanno cercato di raggiungere le località balneari per una passeggiata in riva al mare, mentre a San Donà di Piave un 40enne è stato sorpreso mentre lavava l'auto in un'area di servizio. La prova del sollevamento delle dighe del Mose prevista stamani alla bocca di porto di Malamocco è stata annullata a causa della situazione generale legata appunto all'applicazione del DPCM sul coronavirus. Lo hanno comunicato con una lettera inviata al commissario Elisabetta Spitz i commissari del Consorzio Venezia Nuova. Il sollevamento verrà riprogrammato non appena la situazione generale sarà chiarita, quello che ci auguriamo tutti. E visto il possibile perdurare della chiusura di asili e scuole, la UIL di Venezia lancia una proposta. Sentiamo.
L'emergenza sanitaria purtroppo non è terminata, non siamo ancora arrivati al picco, quindi purtroppo le cose andranno per le lunghe, le scuole difficilmente riapriranno. Per cui come Will pensiamo di suggerire all'amministrazione comunale di fare un qualcosa per le famiglie. La Will di Venezia guarda avanti perché il probabile perdurare della chiusura di scuole e nidi a causa dell'emergenza sanitaria potrebbe durare ancora ed è in questa ottica che viene lanciata la proposta di istituire una piattaforma dedicata all'interazione tra educatrici, insegnanti e genitori. Il personale educatore e insegnante del Comune di Venezia è disponibile, già lo sta facendo in maniera autonoma, di dare una mano alle famiglie, di essere un punto di riferimento per le famiglie. Questo non vuol dire fare le maestrine ed insegnare ai nonni e ai genitori a fare il loro mestiere e nemmeno dare le lezioni per casa, ma dare un supporto anche a volte solamente psicologico, riteniamo sia importante. Sebbene proposte e suggerimenti dal personale pedagogico siano ben accette, secondo Mario Ragno l'interazione non dovrà essere dettata dall'alto. Lo scopo della piattaforma non deve essere quello di dare lezioni per casa, ma di far sentire la propria vicinanza ed essere pronti ad ascoltare eventuali richieste di aiuto o semplici suggerimenti. L'importante è che avvenga tutto su base volontaria, specificano dalla Will. Si dimentichi per una volta la dirigente il suo ruolo di comando, dice il segretario generale della funzione pubblica veneziana del sindacato, ma cerchi di coinvolgere il più possibile il personale e vedrà che i risultati saranno di gran lunga superiori a quelli ottenibili con qualsiasi forma di obbligo. E per fronteggiare l'emergenza coronavirus anche la mensa dei poveri di Ca' Letizia di Mestre ha cambiato volto. La Chiesa di Venezia, attraverso la Caritas, sta cercando di rispondere ad un'emergenza all'interno dell'emergenza che tutti stiamo vivendo. Molte strutture legate alle associazioni di volontariato hanno dovuto chiudere perché la presenza di anziani volontari diventava troppo insicura per loro. Le norme e le disposizioni cautelari in vigore per limitare il rischio contagio da coronavirus comportano un impegno ancora maggiore a chi, come la Chiesa di Venezia, non ha mai fatto venir meno l'impegno a favore delle persone che vivono condizioni di marginalità. È il caso, ad esempio, delle nuove modalità con le quali prosegue nel piazzale esterno solitamente destinato a parcheggio l'attività della mensa dei poveri Ca' Letizia di Mestre. Montando una tensostruttura provvisoria mobile, fornendo circa 140 pasti al giorno da consumare in loco e un servizio di bagni che vengono disinfettati dopo ogni utilizzo da personale professionale. Sulle tavolate i posti da occupare sono stati segnati con delle X per agevolare le persone a rispettare i limiti di distanza. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, inoltre, i luoghi della mensa sono sanificati quotidianamente. Una cooperativa poi procederà alla pulizia anche della strada di accesso a Ca' Letizia. A questa struttura dove i pasti vengono consumati lì e per evitare anche che i diversi poveri che la frequentano sporchino il centro cittadino o creano situazioni di imbarazzo o di pericolo, si unisce poi anche la mensa Papa Francesco di Marghera, dove invece viene fornita la cena alle ore 17:30, sempre con ingressi contingentati nel rispetto delle restrizioni ragionevoli necessarie imposte dai vari provvedimenti governativi. Sono sospese le visite nei 16 cimiteri comunali del territorio di Venezia, lo ha disposto oggi Veritas che gestisce le strutture della città, in particolare il cimitero monumentale dell'isola di San Michele e quelli della terraferma. Sono assicurate le sepolture e le esumazioni, ma la sola presenza dei parenti stretti. E a cambiare le abitudini di vita sono anche le strutture che ospitano ragazzi diversamente abili. Vediamo. Io resto a casa, il motto che sintetizza l'impegno chiesto a tutti per isolare il coronavirus e impedirne la diffusione, porta con sé una serie di conseguenze che hanno cambiato in stretta o larga misura la vita di ognuno. È il caso anche del centinaio di ragazzi diversamente abili, usualmente ospiti della decina di comunità che in tutto il comune di Venezia impiegano decine e decine di lavoratori. Un tema di cui si parla poco, ma la riorganizzazione a cui sono state chiamate le vite delle famiglie di questi ragazzi è parecchia. La vicinanza delle istituzioni è arrivata, come è inevitabile oggi, tramite videomessaggio dall'assessore Venturini. Volevo farvi arrivare appunto un saluto e anche un grande ringraziamento a tutti i vostri operatori, familiari e amici
che in questi giorni stanno veramente facendo il massimo per non farvi annoiare, per farvi divertire e per fargli fare delle bellissime attività. I quadri dipinti dai ragazzi in questi giorni, in cui come tutti devono rimanere a casa, potrebbero presto essere raccolti ed esposti in un locale del Comune di Venezia. Anche io alle volte in ufficio da solo posso avere momenti un po' così, in cui una risata può farmi anche bene, e viceversa anche voi sapere che al di fuori e in questi uffici delle istituzioni stiamo pensando anche a voi e ci mancate tanto. Quindi davvero un grande saluto e ci vediamo presto quando passerò a trovarvi. Grazie. E sono giorni anche di flash mob, uno in particolare è andato in scena questa mattina nel quartiere Città a Marghera. Al coro unito di Italia Italia, accompagnato da un ritmico battito di mani, questa mattina alle 12 i residenti del quartiere Città a Marghera sono usciti dai loro balconi per dimostrare l'unione in un momento tanto complesso. Anziani, giovani, italiani, stranieri, uniti da un unico denominatore, la voglia di superare questa fase. Poi l'inno d'Italia. Un'unione commovente che ha trovato la sua massima espressione finale attraverso la poderosa voce di Pavarotti. Alberto? Queste le immagini del flash mob di questa mattina a Marghera ed è appena arrivato dall'azienda Zero il consueto bollettino serale. Vediamolo nello specifico, un attimo solo, mi scuso, ma un attimo. Allora, i casi globali totali sono 1541, fa le bizze, scusate. Niente, mi scuso. Allora ve li do al volo senza la tabella, nelle prossime edizioni comunque andremo nel dettaglio. I casi complessivamente sono 2541 rispetto al bollettino ufficiale di questa mattina, 68 casi in più. Per quanto concerne i decessi siamo a 76 casi, 7 in più rispetto al bollettino ufficiale diramato questa mattina. Per ulteriori dettagli vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera Ring con Ferdinando Avarino in studio, ci sarà il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese, via Skype il professor Andrea Crisanti, virologo Mario Conte, sindaco di Treviso Antonio Zuliani, psicologo, e al telefono l'avvocato Michele Briamonte del Managing Partner Studio Grande Stevens di Londra. Adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione in continuo rinforzo, in settimana con tempo stabile e clima primaverile. Il dettaglio di martedì 17 marzo. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori. Vedete, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde sarà possibile solamente la formazione di foschie o locali nebbie in pianura, specie sulle zone più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e con poche nubi sparse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi.
Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole dappertutto, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi invece sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.